Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Corbons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Coglio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudin, food, wine, music e sei in pole position. Il personale delle volanti della questura di Udine nella notte di ieri, poco prima dell'1, ha arrestato un 26enne italiano per tentata violenza sessuale ai danni di un'anziana ricoverata all'ospedale di Udine. Gli agenti hanno scoperto il giovane, residente in provincia, dopo la mezzanotte che aveva tentato un approccio sessuale nei confronti di una donna in sedia a rotelle, limitata nei movimenti a causa di una frattura a una gamba, in attesa di cure al pronto soccorso, tentando pensate di trascinarla in un luogo più appartato. Aveva rinunciato solo grazie alle sue urla che l'avevano messo in fuga. L'uomo si è poi spostato in un altro padiglione ospedaliero dove era entrato in una stanza nel quale erano ricoverate due donne. Ha svegliato la più anziana e le ha intimato di andare con lui al bagno. La donna naturalmente si è rifiutata, ma lui l'ha sollevata pensate di peso dal letto e l'ha costretta a seguirlo all'interno del bagno. Lì l'ha spogliata e ha tentato invano di abusare di lei. Per fortuna il tutto interrotto dall'arrivo degli infermieri e del personale sanitario. Espletati i vari atti di polizia giudiziaria, questa mattina è stato arrestato per violenza sessuale ed è stato portato in carcere a disposizione delle autorità giudiziarie. In corso ulteriori accertamenti per stabilire la proprietà di una bici in sella al quale il ragazzo era giunto in ospedale, ulteriori responsabilità in merito a un precedente tentativo di avvicinarsi a una ragazza che verso la mezzanotte stava fumando una sigaretta all'interno del proprio giardino in una via vicina al nosocomio del capoluogo friulano. 69 persone controllate, 11 depositi di rottami ispezionati e diversi controlli lungo la linea ferroviaria e sulla rete stradale. 53 operatori della Polizia Ferroviaria del Friuli Venezia Giulia sono stati impegnati in verifiche sul territorio nel corso dell'operazione Oro Rosso, al suo quinto appuntamento annuale. Una giornata dedicata al contrasto dei furti di rame e di altri metalli destinati all'erogazione di energia, di servizio di trasporto e di telecomunicazioni. Durante il controllo in regione non sono state elevate irregolarità durante i vari controlli effettuati. Sono già 4.800 le richieste di colloquio inviate per la giornata di sabato 14 novembre, data della 15ª Fiera del Lavoro del Friuli Venezia Giulia, organizzata da ALIG, l'Associazione dei Laureati in Ingegneria Gestionale, che si svolgerà interamente online per un'iniziativa unica a livello nazionale. I candidati cercano di accaparrarsi in questo difficile momento, anche per il mercato del lavoro, uno dei 460 posti utili offerti dalle 55 aziende che partecipano quest'anno all'iniziativa. C'è tempo fino a sabato per iscriversi online al sito www.alig.it attraverso il forum dedicato alla fiera, caricare il proprio curriculum online e scegliere dall'elenco le aziende, massimo 10, a cui candidarsi. Sulla pagina Facebook di Alig è possibile guardare tutti i video di presentazione delle imprese che illustrano brevemente sia il proprio settore di attività sia le tipologie di profili che stanno cercando. L'organizzazione invita le candidature ad ogni azienda che può così vagliare i curricula e decidere quali ragazzi incontrare online nella giornata del 14 novembre. Visto il grandissimo numero di candidature, nel caso in cui la giornata del 14 novembre non fosse sufficiente a garantire i colloqui a tutti i profili selezionati, alcuni incontri saranno programmati successivamente.
La Cassa Rurale del Friuli Venezia Giulia rinnova la tradizione delle borse di studio di studenti meritevoli del territorio. 105 sono i giovani che nel corso dell'anno scolastico 2019-20 hanno frequentato con profitto le scuole medie, le scuole superiori e l'università e a cui è stato assegnato l'importante riconoscimento. 35 alunni che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado con una valutazione finale di 9 o 10 hanno ricevuto una borsa di studio intitolata Monsignor Adamo Zanetti, fondatore nel 1896 della Cassa Rurale di Prestiti e Risparmio di Fiumicello. 32 invece gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che si sono diplomati con punteggi superiori ai 90 centesimi, a cui è stato reso merito con l'assegnazione di borse di studio dedicate sempre alla memoria di Adamo Zanetti. Infine 38 universitari che hanno conseguito una laurea con una votazione pari o superiore a 105-110, per l'esattezza 17 per la triennale e 21 per quella magistrale. Hanno ricevuto le borse di studio intitolate alla memoria di Monsignor Luigi Faidutti, fondatore tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento delle casse rurali di Lucinico, Farra e Capriva. Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Corbons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Coglio e quei. Sono Claudia Azzano, la titolare e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudin, food, wine, music e sei in pole position.